La nazionale italiana di calcio arriva a Venezia, davvero un bel gesto quello voluto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Gli azzurri, all'indomani del rotondo successo contro la Bosnia, in mattinata hanno raggiunto una Venezia ancora ferita e scossa dall'alta marea, una tappa già programmata prima dell'emergenza acqua alta, in quanto gli azzurri domenica mattina partiranno proprio dall'aeroporto Marco Polo di Tessera per volare a Palermo per la seconda e ultima partita di questa settimana azzurra. L'Italia del commissario tecnico Roberto Mancini in mattinata ha quindi sostenuto una seduta di allenamento al centro sportivo Giuseppe Tagliaccio di Mestre, sede del Venezia Football Club. La seduta avrebbe dovuto essere a porte chiuse, ma poi il commissario tecnico ha cambiato idea e chiesto che fossero aperte le porte a tutti i tifosi, come segno di solidarietà e amicizia a una popolazione così duramente colpita in questi giorni difficili. Non solo, una rappresentanza degli azzurri, con in testa il presidente federale Gabriele Gravina, il capo delegazione Gianluca Vialli e il portiere Gianluigi Donnarumma, si è poi recata in piazza San Marco, ancora profondamente ferita e bagnata dall'acqua alta. Accompagnati dall'assessore comunale Paolo Romorpo, sindaco del Lido, e dal presidente della commissione comunale sport Matteo Senno, gli azzurri hanno visitato la zona più in ginocchio della città, dimostrando la loro vicinanza e pagando con alcuni negozianti ancora sott'acqua. Venezia ce la farà, ha detto convinto il capo delegazione Gianluca Vialli, con loro anche il presidente di Save Enrico Marchi. Nel pomeriggio infatti si è svolta la presentazione di un accordo di partnership tra la FIGC e la società Aeroporti di Venezia. Anche il Chievo Verona ha annunciato un'iniziativa importante per Venezia. L'intero incasso della partita di campionato contro l'Entella di sabato 25 novembre sarà devoluto alla città lagunare. La squadra giocherà con una maglietta speciale proprio in onore di Venezia.